Allora Fabrizio, come ho detto a Gregorutti, è un buon pareggio per come si era messa, però sinceramente io personalmente ho un po' di amaro in bocca, e tu? Sì, anch'io, però io sono contento e confortato della prestazione, perché non paragoniamo il punto di oggi con il punto di domenica. Oggi secondo me abbiamo fatto una buona partita. Rammaricato perché, ripeto, queste partite qua devi vincerle come si erano messe. 2 errori individuali anche oggi, però abbiamo giocato quello che non abbiamo fatto domenica contro una buona squadra. Secondo me abbiamo fatto bene. Come dicevo prima, no, ai ragazzi, c'è un quasi, ci siamo quasi, c'è questo quasi da togliere. Ma secondo te è più un problema fisico o mentale? Perché No, oggi no. abbiamo visto anche una squadra in crescita proprio dal punto di vista fisico, È della mentale, condizione. Massimo, è mentale, è mentale. Perché noi non riusciamo? Adesso stiamo recuperando un po' tutti e oggi si è anche visto. Però continuiamo a fare errori di attenzione, che questa categoria qua la paghi. Oggi la partita si era messa molto bene. No? Abbiamo fatto un rigore assolutamente imbarazzante, a dir poco, imbarazzante, e abbiamo fatto fare il 2-1 perché abbiamo perso l'uomo, un uomo che avevo raccomandato, questo è il terzo gol che fa il loro di difensore centrale, sui calci piazzati, è questa questione di attenzione, però abbiamo reagito, abbiamo avuto la palla del 3-2, Sì. E forse un probabile rigore su Michele. e forse un po' la succede, quindi anche oggi abbiamo preso il quinto su 7 gare, insomma. Però io sono confortato dalla prestazione, perché so che rispetto a domenica una prestazione in crescita. Allora ho detto ci siamo quasi, adesso abbiamo recuperato tutti, c'è da togliere questo quasi, punto. Una spiegazione di ordine tattico, Fabrizio. Ci spieghi il cambio Giuliani Pignata? Io volevo anche vincerla questa gara, Zuli era perché aveva spinto anche tanto, io ho voluto dare più qualità nel mezzo, congelarmi un po' dietro con Giulio e tentare di vincerla. Non mi è andata bene, ma questa è la spiegazione del cambio. Da questa partita parte probabilmente un'altra stagione per il Tommaso. Secondo me sì, mentalmente dobbiamo crescere sui dettagli, ma questa prestazione di oggi deve darci la consapevolezza che questa è una buona squadra. Grazie.